Il linguaggio dell'acrobazia è un linguaggio che lascia uno spazio enorme all'allusione, perché la parola è bella, usare le parole, noi che veniamo dal teatro, racconti delle storie, però il limite della parola è che la devi capire cosa si sta dicendo. Usare invece il linguaggio del corpo, il linguaggio della sorpresa acrobatica, permette di alludere, quindi creare come delle metafore, diciamo così, o dei modi per amplificare certe emozioni. Abbiamo un cast di attori che potranno in modi diversi, in uno spettacolo che stiamo immaginando concentrato, così uno che passa entra e non avrà tempo di annoiarsi, perché lo faremo abbastanza concentrato nel tempo che uno non possa neanche spostarsi da, da un punto all'altro del suo sedersi e che rimanga eventualmente acchiappato lì a respirare un poco quello che noi stiamo immaginando sia questa interrogazione sulla quale io e gli altri di noi ci diciamo: ma come mai in questa città si sogna così bene?